Noi innanzitutto siamo privi di quelli che sono i principali strumenti di programmazione e di gestione del territorio. Da anni non abbiamo aggiornato il piano generale di gestione del territorio, non abbiamo un piano del paesaggio, non abbiamo una programmazione delle attività di prevenzione idrogeologica, non abbiamo un piano che segnali o indichi che ormai non possiamo proseguire a consumare territorio, ma invece dobbiamo lavorare per valorizzare il territorio esistente in ragione delle qualità che il territorio di questa regione ancora offre. Quindi i piani di gestione devono essere adottati immediatamente, collegati anche a quelli che sono gli strumenti per la gestione poi delle tematiche più ampie, l'energia, l'ambiente, la tutela dell'ambiente in generale, ma soprattutto per far sì che bloccando il consumo ulteriore di territorio si possa specializzare il territorio esistente per le funzioni a cui è già dedicato. E mi spiego. Il territorio urbanizzato dovrà essere riqualificato dal punto di vista della propria capacità di offrire le opportunità di impiego, quindi il ricondizionamento dei fabbricati, la rigenerazione delle strutture, pensiamo al recupero in chiave di sostenibilità ambientale degli edifici, di risparmio energetico, tutto un mondo anche di opportunità economiche che in qualche modo va ripreso e va potenziato anche per sostenere un'economia che è quella appunto che si occupa dell'ecosostenibilità e la green economy in particolare, che quindi è da noi presente, che può essere sfruttata nella logica appunto di una riqualificazione, penso soprattutto a partire dai centri urbani che altrimenti soffrono oggi problemi di abbandono, e riqualificare il territorio che non è urbanizzato, quello destinato all'agricoltura e quindi destinato a quella economia primaria che ha un'importanza strategica nella nostra regione, perché è quella che ha retto meglio la crisi, è quella che consente oggi con opportune infrastrutture, penso all'irrigazione per il consumo d'acqua responsabile, penso a quelle che sono le infrastrutture di supporto appunto strategico a questo settore, e al paesaggio che si collega all'agricoltura di qualità, soprattutto porto un esempio la vitivinicoltura, che poi si abbina appunto al paesaggio e alla proposta quindi di grande qualità di prodotti, di ambiente, in chiave anche turistica, quindi in chiave anche di ulteriore opportunità economica. Consumo del territorio zero significa non compromettere ulteriormente il territorio in maniera non consapevole. Porto solo un ulteriore dato: la provincia di Pordenone è oggi a livello nazionale la provincia che presenta il maggior consumo di territorio a fini urbanistici senza che ci sia di fatto un piano che ne abbia gestito in qualche modo questo consumo. E quindi, riprendendo, un utilizzo responsabile e un utilizzo consapevole finalizzato alle opportunità economiche che i differenti qualità di territorio, sia esso agricolo, industriale o insediativo abitativo o per infrastrutture, offre e deve offrire alla regione in futuro.